L'ultima volta accadde nell'inverno del 2002. Ci fu chi acquistò uno spazio pubblicitario sul giornale per denunciare che all'Ars veniva pagato per non lavorare. Il gesto di Sebastiano Guerrieri, deputato della Margherita, non ha trovato stavolta imitatori neppure fra i deputati grillini, anche se l'attuale stallo di Sala d'Ercole, in attesa della legge di bilancio, quasi uguaglia quella lunga pausa di 17 anni fa, da Natale a Carnevale. Stavolta lo strano stand-by, che produrrà un ritardo nei pagamenti della regione, vede due protagonisti della scena politica siciliana arroccati su posizioni confliggenti. Uno, il governatore Nello Musumeci, ostinato a non chiedere l'esercizio provvisorio e che in questi giorni è a Catania per rendere omaggio tra l'altro a Sant'Agata, e questo lo ha spinto a far svolgere una seduta di giunta proprio nella città etnea. L'altro personaggio sulla scena è il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, per nulla disposto a rinunciare a un impegno personale a Milano lungo una settimana. Morale, Sala d'Ercole riaprirà i battenti solo lunedì prossimo. Così il Parlamento regionale per il solo 2019 sarà già costato, cifre alla mano, 15,9 milioni di euro. Un immobilismo istituzionale costoso e che non ce la fa a dare un colpo di acceleratore alla propria attività. Sala d'Ercole a gennaio ha lavorato 298 minuti, meno di 10 minuti al giorno e 59 a settimana. La seduta del 22 gennaio è durata 4 minuti, quella del 30 gennaio in tutto 3 minuti. Ogni minuto di attività di Sala d'Ercole è pesato per 38.000 euro sul bilancio.